Due gambiani, un curriculum criminale di cui vergognarsi. Uno ha 25 anni, sbarcato a Lampedusa nel 2016, vive di espedienti. Nel 2021 una rapina in un supermercato aveva portato al ferimento di una cassiera. 2 anni fa a Schio l'aggressione di un anziano rapinato del portafoglio. Poi un furto in abitazione a 2 ville. Inseguito dalle forze dell'ordine, oppone resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi che gli vengono attribuiti lo hanno portato a patteggiare 2 anni di reclusione. Espulso, aveva fatto ricorso sostenendo di non meritare il rimpatrio perché ben integrato in Italia. Ma il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la sua opposizione proprio per la sua pericolosità sociale. L'altro gambiano ha 43 anni, richiedente asilo politico, nel 2017 inizia a spacciare droga a Milano dove viene trovato con 2 coltelli e un martello. Nel 2018 viene condannato per droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'immigrato, irregolare in quanto non idoneo all'ottenimento della protezione internazionale che aveva richiesto, si trasferisce in Veneto a Vicenza e continua a delinquere fino all'arresto per cumulo di pene. L'ufficio immigrazione della questura di Vicenza lavora per mesi per ottemperare a tutte le pratiche burocratiche legate al rimpatrio dei 2 pericolosi pregiudicati stranieri tra documenti, visti e autorizzazioni. Il questore Paolo Sartori emette un decreto di allontanamento dall'Italia e i 2, già detenuti nella casa circondariale di Vicenza, vengono espulsi e scortati dagli uomini della questura sino al loro paese d'origine, dove vengono consegnati alla polizia del paese africano.